Iniziamo oggi, inizio questo video parlando di Pignolo. In questo momento ho in mano una bottiglia di Pignolo di Livio Felluga, Pignolo Eremita 2011, aperto un paio di giorni fa per una degustazione. La degustazione era incentrata su Abbazia di Rosazzo. L'Abbazia di Rosazzo è la storia del Friuli Venezia Giulia. Magari non tutti conoscono bene la storia, ma dobbiamo ricordarci che l'area più importante del Friuli dal punto di vista vitivinicolo. La storia dell'abbazia inizia nell'Ottocento, dove quando un eremita, la storia dice un eremita tale Alemanno, andò su questa collina per pregare e stare in pace, insomma. A questo eremita infatti Livio Felluga dedica dal 2011 in poi il loro Pignolo, poi vi spiegherò perché il Pignolo. La storia dell'abbazia nasce lì, poi col tempo si sono aggregate altre persone e con gli anni diventa un monastero, e in questo monastero arrivano i frati agostiniani. Nel 1090, circa 1091, arrivano i monaci benedettini, che sono i primi a dare un impulso a tutta l'agricoltura del Friuli Venezia Giulia. Costruiscono la cantina e l'abbazia inizia a produrre vino. I benedettini stanno circa 200-300 anni, adesso preciso non lo ricordo, a cui si succederanno i domenicani. In questo periodo questa è la zona dove si produce molto vino. Il vino è riconosciuto in tutta Italia, in tutto il regno prima, poi dal Doge di Venezia. Comunque il vino è pregiato. Qua si dice sia la culla dove è nato il Pignolo, dove è nata la Ribolla, dove è nato il Piccoletto. Questo arriva fino al 1800, quando la curia di Udine diventa proprietaria, diciamo così, il vocabolo non è giusto, ma capitemi, del monastero. E nella prima guerra mondiale il monastero diventa residenza estiva della curia di Udine. Durante la prima guerra mondiale il monastero diventa un ospedale militare, un ospedale di guerra, vista la zona di guerra. Passa la seconda guerra mondiale e tutto va in decadenza. Tutto va in decadenza, era veramente brutto camminare tra le vigne, era desolante camminare tra queste vigne degli anni 20, anni 30, anche più vecchie, abbandonate, lasciate a se stesse. Dobbiamo ricordare che negli anni 60 spariva la mezzadria, tutti abbandonavano le vigne circostanze a Rosazzo, quindi anche quelle dell'abbazia andavano un po' in rovina. È in questi anni che Livio Felluga, e questo è molto importante, si separa nel 1956, se non erro, si separa dal fratello Marco e lui fonda la sua azienda, Livio Felluga. Fonda la sua azienda e inizia a comprare ettari a Rosazzo, perché Livio Felluga ha sempre creduto in Rosazzo. È sempre stata la sua idea, è sempre stato il suo pallino, il suo sogno produrre vino a Rosazzo. Chiaramente le storie vanno avanti, fino agli anni 70 la curia di Udine decide di ristrutturare i vigneti. E di qua che diventa importante il libro scritto nell'86 da Walter Filipputi, Storia del restauro agrario del Monasterum Rosarum. Praticamente a fine degli anni 70 viene creata una società dove ci sono un Maglio Colavini, dove ci sono le vigne Zamò, insomma c'è sono tanti produttori abbastanza famosi, e viene affidato a Filipputi l'incarico di restaurare le vigne. Vengono divise le vigne in vari ronchi e si vanno a vedere cosa c'era coltivato, come erano esposte le vigne, e si decide di non modificare niente, di restaurare le vigne ma tenere sempre vivo sia il vigneto che c'era, quindi si decide di reimpiantare con le marze provenienti dalle madri dei vigneti di abbazia, e di mantenere l'esposizione che i vecchi avevano trovato, le esposizioni adatte. Tutti i vigneti sono esposti sud-sud-est, quindi vuol dire che in questa zona il vino matura prima, le uve maturano prima, scusate, non il vino. E quando noi andiamo a vedere l'abbazia,
se noi andiamo nella terrazza dell'abbazia, riusciamo a vedere a sinistra il Carso e l'Istria, a destra riusciamo a vedere il campanile di Mortegliano, comunque le Grave del Friuli. La vista è spettacolare in gran parte delle zone vinicole del Friuli, una vista unica, e siamo solo a 176 metri sul livello del mare, che il mare, appunto, che se il cielo è terso si riesce tranquillamente a vedere. Inizia questo restauro è lungo, durerà 7-8 anni, vengono divisi appunto in ronchi, i vari ronchi saranno ronco di Corte, ronco delle Acacie, ronco degli Ulivari, ronco dei Roseti. Ronco dei Roseti sarà alle spalle dell'abbazia, ronco delle Acacie sarà a fronte all'abbazia sul lato sinistro, ronco degli Ulivari sotto l'abbazia, ronco di Corte staccato dall'abbazia. Tutti questi ronchi avranno dei vitigni diversi. Da questi ronchi nascono appunto i primi vini, che si chiameranno così, ronco delle Acacie e ronco dei Roseti. Poi con il tempo la famiglia Zamora esisterà i marchi Abbazia di Rosazzo e ronco delle Acacie, quindi negli anni 2000, negli anni 90, quando Filipputi inizierà a produrre vini da solo, cambierà i nomi, dando i nomi dei monaci che hanno vissuto in abbazia o che hanno gestito l'abbazia. Una cosa importante è il pignolo. Il pignolo in abbazia di Rosazzo, quando ha preso in mano Filipputi, c'erano 2 viti di pignolo. C'è da dire che in quel periodo c'era già un recupero del pignolo da parte di Girolamo Dorigo in Butrio, con le cui barbatelle, scusate, venivano proprio dall'abbazia, perché era amico dell'ultimo monaco dell'abbazia, che gestiva l'abbazia, e gli regalava ogni anno delle marze. E lui ha iniziato a recuperare il pignolo. Filipputi da queste barbatelle, da questi tralci, ha iniziato a recuperare le barbatelle, per produrre le barbatelle ne sono state volte 1300 circa, sono state piantate, è stato piantato il primo vigneto di Pignolo, la prima nata pronta nel 1984. Pignolo è proprio il vino autoctono principe del Friuli, e tutto nasce un po' da qui. Altre poi in Abbazia vengono prodotti il ronco delle Acacie, che è un uvaggio, un blend di Toccai Friulano, Malvasia, Chardonnay e Pinot Bianco e Sauvignon. Tuttora l'abbazia produce un pignolo dalle vigne, appunto l'eremita, e un rosazzo bianco che è di OCG dal 2011 grazie alla Livio Felluga, appunto, prodotto da uve Toccai Friulano, Malvasia, Ribolla Gialla, Sauvignon e Chardonnay. Questi sono i 2 vini che produce attualmente Felluga. Vialto Filipputi ha prodotto diversi vini: il Pignolo, Riserva, il Ronco dei Benedettini, ancora Ronco dei Benedettini, poi c'è il Ronco dei Domenicani, praticamente il Ronco dei Domenicani è un Cabernet Sauvignon, il Ronco dei Benedettini è un Merlot. L'annata 2000 è l'ultima annata di Filipputi, non lo imbottiglia lui il rosso, lo imbottiglierà la gestione successiva, che sarà di Tenuta Alberice, comandata comunque da persone di Motta, di Livenza, ovvero Tenuta Leandri, la famiglia Favero, e imbottiglierà il 2000 come un blend tra Cabernet Sauvignon e Merlot. Val de Filipputi produce anche dei bianchi, Ronco del Monastero, da uve Toccai e un po' di Sauvignon, e il Ronco degli Agostiniani, da uve Chardonnay e Friulano. Annata 2000 bevuta 2 giorni fa, annata 99 bevuta lo stesso giorno, 2 vini di una longevità incredibile, vini che hanno stupito tutti per la freschezza ancora presente nei vini. Durante questa degustazione si è vista molto la differenza tra Walter Filipputi prima, fino al 2000, quindi dagli anni 90, 92 circa fino al 2000, e successivamente i vinai dell'Abate dal 2000 al 2001 fino al 2007-2008 circa. Tant'è vero che la prima annata di Livio Felluga è la 2009, prodotta in abbazia. La differenza si vede perché probabilmente Filipputi aveva una marcia diversa, pensava a vini di lungo invecchiamento. Probabilmente negli anni 2000 l'azienda che ha gestito pensava a vini di beva più facile. In questa degustazione sono stati molto più espressivi i vini prodotti da Walter Filipputi che i vini prodotti da Vinai dell'Abate. Livio Felluga sta riportando in auge
l'abbazia come un progetto molto interessante, questo appunto bianco autoctono, no, neanche autoctono, mi sembra un po' autoctono e un po' alloctone, con questo bianco espressivo del territorio, il bianco che deve rappresentare l'abbazia di Rosazzo. Infatti si chiama adesso abbazia di Rosazzo. È un DCG, come altri vini prodotti nella collina di Rosazzo. È un prodotto che sta riuscendo ad avere un'eleganza molto particolare, un'eleganza non particolare, un'eleganza profonda, c'è un'eleganza, una precisione sia al naso che alla beva, molto importante, un'eleganza al palato, un'avvolgenza molto importante. È un vino importante sicuramente, crescerà molto, le vini sono vecchie, sono coltivate praticamente in biologico, ci sono tante fallanze sulle vigne si vedono, ma vini importanti che danno frutti molto importanti. Quindi complimenti a Felluga che proseguirà su questa strada. Per quanto concerne il vino dell'abbazia, probabilmente la scelta cade sempre sul Pignolo. Quello è il vino proprio che è un po' il simbolo dell'abbazia di Rosazzo. Felluga uscirà fra qualche giorno, qua a ottobre 2023, con l'annata 2013, dopo un lunghissimo invecchiamento in botte di circa 8 anni. Questa botte piccola, vecchia, di secondo passaggio, barrique vecchia. Questa è un po' l'idea di Livio Felluga sul Pignolo. Per quanto riguarda i vini Filipputi, posso dirti avercene, purtroppo sono ormai introvabili sul mercato, sono difficili da avere, sono vini che, come ho detto prima, sono di un'espressività e di una bontà incredibile. Non vi vedete descrivere nel particolare, li potrete leggere nel mio blog su Substack che pubblicherò nei prossimi giorni le degustazioni dei singoli vini. Detto questo, vi consiglio, l'abbazia in questo momento è in ristrutturazione, la parte vinicola, la cantina, quello che sarà il wine shop e quello che sarà la cantina di vinificazione dell'abbazia di Rosazzo, perché, ripeto, Felluga vuole puntare sull'abbazia di Rosazzo. Il sogno di Livio era questo, un bianco in abbazia. Quindi solo il bianco verrà vinificato lì, la cantina, la vecchia cantina sarà visitabile. Ricordo che la cantina dell'abbazia è la più vecchia cantina del Friuli e probabilmente una delle più vecchie cantine in Italia. Quindi probabilmente il prossimo anno sarà tutto visitabile. Speriamo presto. Per quanto concerne qualche bottiglia ce l'abbiamo ancora. Forse il prossimo anno magari ci inventeremo qualche altra degustazione. Vediamo, speriamo. Vi terrò aggiornati su questi schermi. Intanto grazie di avermi seguito. Cin cin con il pignolo di Livio Felluga e buona serata.